Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Nota di servizio, come sempre saremo collegati alle 12:30 con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove il presidente Luca Zaia farà il punto della situazione legata all'emergenza coronavirus. Data importantissima quella di oggi, perché si entra in quella che dovrebbe essere l'ultima settimana di zona arancione per il Veneto. Si parla delle riaperture, si parla di un ritorno alla zona gialla, ma sono tutte parole che abbiamo sentite di nero su bianco, di documenti, normativa. Non si è ancora visto niente, quindi è importantissimo capire che cosa succederà nei prossimi giorni, giorni in cui la campagna vaccinale sta ripartendo, perché lo sappiamo benissimo che le riaperture senza la copertura dei vaccini diventano sostanzialmente inutili, ma sappiamo anche che le categorie produttive ed economiche davvero sono allo stremo, non ce la fanno più. Ci sono state manifestazioni di protesta anche ieri su questo argomento. Di tutto questo parleremo nella seconda parte della nostra informazione. Parleremo con il presidente Luca Zaia, a cui passeremo le domande di voi telespettatori. Prima però andiamo alla cronaca, perché ieri c'è stato un omicidio. C'è stato un omicidio a Pove del Grappa, a pochi chilometri da Bassano, alle pendici appunto del massiccio del Grappa, dove un uomo di 51 anni ha ucciso a colpi di martello la moglie convivente all'interno della loro abitazione. La moglie era una 38enne. Pare che tutto sia cominciato per una lite dovuta addirittura a futili motivi. Queste sono informazioni ancora sommarie che arrivano dagli inquirenti, quindi di chiaro, preciso, certo non c'è ancora nulla, tranne il fatto che questa donna di 38 anni alla Dorina è stata uccisa a martellate dal marito 51enne. Sul posto ieri sera c'era il pubblico ministero di turno che ha sottoposto l'uomo a un primo interrogatorio, al termine del quale ha disposto l'arresto del 51enne appunto, ed è già stato portato nella casa circondariale di Vicenza. Noi già ieri durante il nostro telegiornale, come sempre, siamo riusciti a darvi le prime informazioni, le primissime informazioni su quanto era accaduto. Era successo solo pochi minuti prima di quando noi siamo andati in onda col TG Bassano. I nostri giornalisti, la nostra troupe è già sul posto, ha già raccolto interviste, informazioni, e ci sono già le prime immagini del luogo, abbiamo tutto quanto. Però servirà ancora un minuto di pazienza prima di poterci collegare con Vanessa Banzato, che è per noi proprio a Pove del Grappa, con la quale parleremo per avere tutte le ultime novità su questa ennesima tragedia di cui al momento, ripeto, non sappiamo nulla, se non che è cominciato tutto per futili motivi. Chiedo alla regia se abbiamo informazioni intanto sull'arrivo del collegamento, perché non abbiamo ancora niente. Però allora evitiamo di mandare in onda filmati o altri o servizi dei giorni scorsi, perché stiamo sul pezzo, come si suol dire, stiamo su questa incredibile vicenda. E fra poco collegati con Pove del Grappa, ribadisco, poi con Luca Zaia alle 12:30. Allora, nel frattempo arrivano molte notizie, come sempre, anche dall'ANSA, da tutto quello che gravita attorno all'emergenza coronavirus, e sappiamo per esempio che per quanto riguarda i vaccini ci sono novità importanti anche a livello nazionale, però ne parliamo fra poco, perché siamo quasi pronti per collegarci, come dicevamo, con Pove del Grappa, dove, lo ribadiamo ancora una volta perché si è messo davanti alla televisore solo ora, c'è stato un omicidio ieri sera, un uomo ha ucciso la moglie 38enne, pare a martellate. Chiedo se c'è possibilità di... Allora, siamo già collegati con Pove, aspettiamo di poter mandare in onda questa diretta. Siamo proprio in collegamento dal luogo in cui si è verificata la tragedia. Abbiamo anche già contattato il sindaco, che
potrebbe conoscere qualche dettaglio in più rispetto alle prime sommarie informazioni di cui siamo in possesso. Dicevamo allora intanto che la parte tecnica si prepara per poterci collegare con mandare in onda questo collegamento con Vanessa Banzato, che questa è una notizia abbastanza buona, l'8% della popolazione ha già completato il ciclo vaccinale anti-Covid. Questa è una cosa di cui parleremo poi più diffusamente, perché ora andiamo a Pove del Grappa con Vanessa Banzato che è con il sindaco. Buongiorno, raccontateci che cosa è successo. Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai nostri telespettatori e alle nostre telespettatrici. Ci troviamo proprio davanti alla casa dove domenica sera si è verificato l'ennesimo femminicidio. Un marito, un cinquantenne, ha ucciso a colpi di martello la moglie di 39 anni, la vittima Dorima Alla. Tutto si è verificato al piano terra di questo edificio, mentre al piano superiore, al primo piano, praticamente si trovavano i due ragazzini figli della coppia, 13 anni lei, 9 anni lui, che non hanno assistito alla tragedia, ma hanno sentito le urla della madre. Tra l'altro pare che sia stata proprio la ragazzina, la figlia, sentendo queste urla terribili della mamma e questa continua litigata che era iniziata tra i due, a chiamare una parente per chiedere cosa poteva fare, cosa doveva fare. Una tragedia che si è consumata in pochissimo tempo, una violenza inaudita, quella che ha visto l'uomo appunto prendere un martello e colpire la donna fino a che appunto non è caduta esanime a terra. È stato sempre lo stesso uomo, Gezim Alla, a chiamare i carabinieri e a costituirsi. Ha aperto lui la porta ai militari e ai sanitari del 118, che quando sono arrivati non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Un episodio che lascia sconvolta tutta la città. E proprio al mio fianco c'è il sindaco Francesco Dal Monte, che appunto sottolinea come questa efferatezza, questa vicenda tremenda sia davvero scioccante per tutto il paese. Sì, buongiorno, anch'io prendo non da notizie dei carabinieri ma dai giornali e dai telegiornali appunto l'efferatezza di questo omicidio, una tragedia che assolutamente non ci aspettavamo, perché non avevamo avuto sentori dagli enti preposti del sociale di difficoltà insomma in questa famiglia. Purtroppo effettivamente è una notizia che ha scosso l'intera comunità e che davvero probabilmente rimane quasi indigesta e incapibile sotto tutti i punti di vista. Ecco, tra l'altro c'è una questione che a lei sta particolarmente a cuore, che è quella che è legata appunto ai due figli della coppia, 9 e 13 anni, due ragazzini che, per quanto non abbiano assistito direttamente, però erano in casa quando è accaduta la tragedia. Sì, tragedia su tragedia. Adesso appunto ci sono questi due ragazzini da tutelare in maniera assoluta. Gli abbiamo dato compito ai servizi sociali e al comune, alla scuola, di trovare la soluzione meno invasiva e più equilibrata possibile, appunto per cercare insomma di trovare una sorta di normalità a questi due bambini che di fatto sono rimasti orfani di mamma e di papà, chiaramente. Certo, una cosa che l'ha toccata anche proprio personalmente, essendo genitore lei stesso, l'ha toccata in maniera particolare. Penso che l'ha toccato me, ma ha toccato tutta la comunità, cioè assolutamente una situazione indescrivibile sotto tutti i punti di vista, ma da genitore, ma da qualsiasi persona, cioè, sono fatti che noi magari vediamo sempre lontani, quando succedono all'interno del paese lasciano quasi una voragine che si apre fondamentalmente. Non so neanche come spiegarla, perché è assolutamente quasi indescrivibile. Insomma. Adesso c'è da capire anche come poi verrà effettuato anche il funerale, c'è tutto adesso da pianificare, da capire. Sì, adesso ci vuole qualche ora, qualche giorno, un attimo per sedimentare tutto questo torbido, perché dobbiamo capire effettivamente come muoverci a livello comunale, sia con i bambini sia come funerale,
Quindi sicuramente dobbiamo un attimo che congelare, che si raffreddi un po' la situazione per poi muoverci in maniera giusta, perché sbagliare un attimo in queste situazioni. Ecco, siamo riusciti a sentire alcune persone che vivono a Pove, tra l'altro tra questi c'era anche proprio lo stesso proprietario di casa che 4 anni fa era riuscito a trovare questa abitazione perché conosceva Gezim Alla e quindi aveva trovato spazio appunto per questa famiglia, una famiglia che non ha mai, dicevano anche le persone che li avevano incrociati qualche volta per strada, non ha mai creato problemi, lui era sempre lavoro e casa, lei stava a casa perché era appunto casalinga, veniva vista ogni tanto accompagnare i figlioletti a scuola, una cosa che però hanno confermato in diversi, continui litigi tra i due, c'è chi addirittura ha detto forse volevano separarsi. Ovviamente tutto questo non va a supportare o dar forza a quello che è successo al dramma che si è verificato proprio in questa abitazione domenica sera, pare dopo l'ennesimo litigio. Infatti la cosa che più fa specie è che i ragazzi i figli hanno sentito queste urla continue tra i due e per questo anche la figlia aveva chiamato una parente e poi l'epilogo davvero drammatico. Vanessa, tra l'altro anche i carabinieri sono passati. Dimmi. Noi non abbiamo più molto tempo. Dici questo riferimento dei carabinieri che abbiamo visto con le immagini raccolte da Cristian Roccaiene, un passaggio rapido di una pattuglia per alcune verifiche, immaginiamo, e poi naturalmente diamo appuntamento ai nostri telespettatori, ai telegiornali di questa sera per le interviste e gli approfondimenti, tutte le ultime novità su questa notizia. Sono passati per fare un controllo anche all'interno dell'abitazione, di conseguenza abbiamo appunto le immagini dei carabinieri che appunto hanno fatto questo sopralluogo ennesimo all'interno di questa abitazione piano terra, ricordiamo, dove si è verificata la tragedia. Allora ti ricevo la linea, Ferdinando. Ringraziamo Vanessa Banzato, ringraziamo anche il sindaco di Pove de Grappa, sempre disponibilissimo, Francesco Dal Monte. Noi torniamo in studio poi nel corso della nostra informazione e questa sera nei telegiornali TG Bassano sapremo essere più precisi, dare ancora più notizie riguardo a quello che è successo, visto che i contorni sono ancora oscuri. Ora noi però facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in onda in diretta anche oggi per informarvi di quello che succede in Veneto. Siamo appena stati in collegamento con Pove del Grappa, dove ieri sera c'è stato un omicidio, un uomo ha ucciso la moglie a martellate addirittura. Avevamo la nostra Vanessa Banzato con il sindaco Francesco Dal Monte sul posto che ci hanno un po' fatto capire alcune informazioni nuove rispetto a quello che si sapeva. Poi per tutto il resto interviste e altre notizie, vediamo appuntamento al nostro telegiornale di questa sera. Noi adesso dovremo riuscire, Skype permettendo naturalmente, a collegarci con Padova, dove Valentina Visentin ci aspetta per fare il punto delle prime notizie di giornata, di settimana, anche con la nostra redazione padovana. Vedo però che abbiamo qualche piccolo problema di collegamento. Nel frattempo vi ricordo, come sempre, 12:30 in collegamento qui sul canale 18 e su Facebook con la sede della Protezione Civile di Marghera per il punto stampa del Presidente Veneto Luca Zaia. Adesso però, se Valentina Visentin ci fa un cenno, andiamo a Padova per capire quali sono le novità. Ok, allora con la regia sempre di Cristiano Facano è sparita Valentina Visentin. Torniamo in studio da noi, sono cose che succedono. Dicevamo Padova, notizie più importanti sono notizie di cronaca, ma ci sono anche notizie che riguardano i vaccini. Ce le dice Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Eccoci qua, scusate, anche noi abbiamo il telefono incandescente in redazione, sono tante le telefonate che riceviamo anche per dare informazioni, ci chiamano per ricevere informazioni sulla vaccinazione, quindi abbiamo il centralino anche noi a cui dobbiamo rispondere. Cominciamo, sì, come hai detto, con un aggiornamento su quello che è stato definito il fine settimana dei vaccini, il Vax Weekend per dirla con un termine inglese, ovvero
il weekend tanto atteso con le prenotazioni, ma non solo, quindi anche con l'accesso libero ai punti vaccinali della provincia. Sono state 1.800 le vaccinazioni nella giornata di sabato, 1.000 le prime dosi e solo 200 gli anziani over 80 non prenotati. 1.000 le dosi somministrate invece domenica nei 5 punti punti vaccinali della provincia, di queste solo 350 sono state inoculate da over 80 che non avevano prenotato, quindi una timida risposta a quello che doveva essere la grande giornata delle vaccinazioni anche con l'accesso libero c'è stata. Diciamo che sono state maggiori le vaccinazioni invece somministrate a domicilio dai medici di base che hanno iniziato in anticipo la somministrazione. Nel fine settimana sono riusciti a raggiungere 1.571 anziani sui 7.000 che sono attualmente in condizioni di assistenza domiciliare, ovvero che non si possono spostare da casa. Contano comunque i medici di base di riuscire entro la settimana a raggiungere tutti gli assistiti che appunto non possono recarsi nei vari centri vaccinali. Secondo una prima stima sono stati circa il 5% degli over 80 padovani che ancora non hanno deciso o meno se vaccinarsi, perché ci sono stati anche molti dubbi di anziani che sono arrivati al punto di vaccinazione, una volta scoperto che veniva somministrato il vaccino AstraZeneca hanno mostrato delle perplessità. Questo però insomma quello che è accaduto in questo fine settimana per quanto riguarda le vaccinazioni. Poi se vuoi facciamo il punto della cronaca, perché purtroppo è stato un fine settimana di notizie di cronaca. L'ultima in ordine di tempo, purtroppo questa mattina intorno alle 6 nel piazzale Santa Croce, quindi siamo a pochi passi dal centro di Padova, un'anziana con il deambulatore è stata investita mentre stava attraversando la strada in prossimità di piazzale Santa Croce, poco lontano dal ponte del Bassanello. È stata investita da un SUV, purtroppo la signora è stata subito trasportata d'urgenza in ospedale, ma le sue condizioni erano davvero critiche ed è deceduta poche ore fa in ospedale a Padova dopo essere arrivata in ambulanza. Poi invece è stato stabilito la data dei funerali del quarantenne di Meiadino San Vitale, scusate, che invece sabato pomeriggio era rimasto vittima di un incidente mentre era a bordo del suo trattore che si è rovesciato in un canale di irrigazione. I familiari hanno disposto la donazione degli organi e il funerale si terrà martedì alle 15:30 nel Duomo di Meiadino San Fidenzio. Per quanto riguarda la cronaca, c'è anche stato un incidente stradale ieri sera a Fontaniva, riguarda anche il bassanese, perché il ferito era un 35enne residente a Bassano del Grappa che ha perso il controllo del suo scooter e attualmente è ancora ricoverato in prognosi riservata. Sempre per quanto riguarda la cronaca, c'è stata una zuffa invece nel quartiere Arcella che ha visto coinvolti 2 minorenni tunisini e 2 vigilantes di un supermercato. I 2 ragazzi volevano entrare senza rispettare le norme anti-Covid in un supermercato, ne è scaturita una zuffa, è intervenuta la polizia, c'è stato anche un ferito. Valentina, tantissima carne al fuoco quindi per i nostri telegiornali di questa sera. Naturalmente intanto grazie per queste anticipazioni molto interessanti e molto importanti. Se ci saranno altre notizie non esitate a contattarci. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Torniamo in studio, avete sentito anche da Padova tantissime notizie, quindi telegiornali sicuramente saturi di cronaca questa sera. Adesso noi facciamo però una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra pochissimo e fra poco arriva anche Luca Zaia. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo già collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove il Presidente Luca Zaia inizierà fra una manciata di minuti la conferenza stampa di inizio settimana. Tanta carne al fuoco, dicevamo, tante notizie in arrivo, tante curiosità anche, perché fra campagna vaccinale, riaperture, zona gialla, incombente, insomma i temi di cui parlare sono tantissimi. Prima di parlare di temi di strettissima attualità, vediamo però i dati che ci arrivano dalla sanità del Veneto. Questi sono i dati che riguardano, questa prima tabella, le vaccinazioni. Allora, sono 1.308.000
le dosi somministrate dall'inizio della campagna vaccinale, partita ricordiamo dopo Natale, ovvero il 92,7% delle dosi che sono a disposizione o fornite al Veneto. 927.019 le prime dosi, ovvero il 19% della popolazione. Qui si inizia a respirare un po', siamo purtroppo ancora sotto il 10% della popolazione per quanto riguarda i cicli completati con le 2 inoculazioni, siamo al 7,8%. Però c'è una buona notizia, perché ormai la percentuale di over 80 veneti che hanno ricevuto almeno la prima dose è salita al 91%. Non manca molto per arrivare al completamento. Naturalmente sappiamo che ci sono un po' di anziani, pare un 8% addirittura la settimana scorsa, over 80, che non hanno intenzione di partecipare a questa campagna per vari motivi, quindi è un numero che probabilmente faticherà un po' a prendere quota. Vediamo ancora questa tabella e vediamo che la settimana scorsa, questa in giallo, non è stata all'altezza delle precedenti, perché a partire dal 22 di marzo vediamo 180.000 dosi in una settimana, 182.000 nell'altra, 193 addirittura in quella fra il 5 e l'11 di aprile, poi si è scesi a 125.000 vaccini fatti per i motivi che sappiamo, rallentamenti, blocchi, scarsa disponibilità di dosi. Però tutte le aziende, varie aziende sanitarie del Veneto, continuano a vaccinare, continuano a inoculare con un buon ritmo e vediamo comunque la tabella, questo grafico cala un po', quindi ombre e luci possiamo dire sulla campagna vaccinale. Usciamo da questa tabella, entriamo nell'altra tabella che è molto importante, quella dell'azienda zero della regione del Veneto, che ci parla dell'emergenza dal punto di vista dei contagi. Quindi a ieri sera, perché sappiamo benissimo che Luca Zaia vuole fornire di prima persona e di prima mano soprattutto i dati della mattina, a ieri sera c'erano in Veneto 26.427 positivi, è un numero che sta comunque scendendo, a volte più veloce, a volte meno veloce. Erano state riscontrate 232 nuove positività nel pomeriggio di ieri. Sappiamo anche che i dati e i tamponi durante i fine settimana sono un po' più lenti ad arrivare, magari oggi potrebbe esserci qualche numero più alto, vedremo poi. Siamo a 401.682 casi positivi dall'inizio dell'emergenza coronavirus, quindi più di un anno, 364.148 i guariti e 11.000 purtroppo 107, e qui è un numero che non si ferma, è una cartella che è una colonna che non si ferma, sono le persone che hanno perso la vita dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Scendiamo però nella seconda parte di questo tabellone, perché ci sono dati interessanti che arrivano dalla sanità. Sono 1.498 le persone ricoverate in area non critica, e sono 1.204 di queste ancora positive, 294 negativizzate. Sono invece 263 le persone ricoverate in terapia intensiva, di queste 26 sono negative e 237 invece sono ancora positive. Le differenze rispetto a ieri al giorno prima, sono invariate: -7 in area non critica, una terapia intensiva in più, 2 decessi da segnalare, giusto in tempo per lasciare la parola al governatore Luca Zaia. Buongiorno a tutti, come vedete oggi abbiamo anche ospiti, oltre ovviamente all'assessore Lanzarin, la professoressa Tacconelli, che oggi porterà informazioni non da poco, nel senso che ci siamo aggiudicati il primo studio, l'unico grande studio sugli anticorpi monoclonali, quindi vi parlerà dei progetti, delle soluzioni, dei trattamenti che ha già fatto, e quindi siamo primi in Italia anche con questo studio multicentrico che ragiona con grandi numeri, e quindi si apre una nuova prospettiva che noi abbiamo già aperto, anzi più che un pertugio, un bel varco ormai, rispetto alle cure nei pazienti nelle prime fasi dello sviluppo della malattia, dei sintomi. Ma ve ne parla la prof, ovviamente, che è la massima esperta su questo. Lo studio si chiama Mantico. Vede? Da mantice, no? Mantice. Quello che si utilizza per dare ossigeno al fuoco, no? Il mantice. Mantico.
Manti. E lo studio si chiama Manti. Cioè come l'uovo di Colombo, questo in piede, così. A me ricorda il Mantice. Allora, partirei con i test. Test rapidi sono 4.141.383 e i test molecolari 4.838.000. Ormai siamo praticamente a 9 milioni di test fatti, 9 milioni di tamponi. Sono esattamente 8.980.000. Domani saranno 9 milioni di tamponi. Ovviamente un fine settimana, avevi fatto? Prego. Ovviamente un fine settimana non abbiamo sempre le nostre performance note e quindi i positivi nelle ultime 24 ore sono 497. Nelle ultime 24 ore i 497 su 10.786 tamponi rappresentano un'incidenza, cioè una percentuale di positivi sui tamponi del 4,61. Però questo è un dato anomalo come tutti i lunedì, perché stiamo parlando del fine settimana con un calo di tamponi e un'incidenza che aumenta un po' di più rispetto a quel 2% che abbiamo, perché questi sono sostanzialmente tamponi, diciamo, susintomatici e c'è meno screening, c'è meno attività, diciamo, di contact tracing, quindi per questo c'è un'incidenza più alta. I positivi dal 21 febbraio trovati con i famosi 9 milioni di tamponi sono 401.947 positivi. Pensate, 4 grosse città del Veneto. Oggi in isolamento abbiamo 26.522 persone positive. Ricoverati in ospedale 1.759, sta calando ancora, -7. Vi ricordo una decina di giorni fa avevamo 2.300 persone in ospedale. Questi 1.759 sono così suddivisi: 264 in terapia intensiva, più 1, però siamo sempre di domenica, fine settimana. Domani avremo un bollettino molto più mirato. 1.495, -8 in area non critica. Se volete, il numero totale delle terapie intensive è dato dai 2,64 più 2,74 che sono i non Covid, e quindi sono totali 538 terapie intensive. Vi ricordo sempre che il 21 febbraio noi avevamo terapie intensive in Veneto 464, quindi se avessimo avuto questi dati di oggi, allora 538, 464, avremmo avuto più o meno 65-70 persone senza una terapia intensiva. Ovvio, le abbiamo raddoppiate, potenzialmente raddoppiate, quindi questo è il risultato. Totale di morti più 7 decessi nelle ultime 24 ore, e i dimessi sono quasi 20.000, 19.655 persone entrate in ospedale, curate e dimesse. Due cose prima di passarvi la parola. Mi riservo di vedere il bollettino anche di domani, nel senso che questo è un bollettino del fine settimana e, come sapete, ha dei dati che non sono proprio rappresentativi. Martedì è fondamentale per noi. Di certo c'è un trend che si sta un po' ripetendo da 7-8 giorni ormai di calo sia sulle terapie intensive, lo vediamo nei grafici, e anche l'algoritmo ci dà una proiezione in calo sia non solo sulle terapie intensive ma anche sull'area non critica. Vi ricordo sempre che il rapporto di questa fase di infezione è una fase di infezione dove il rapporto terapie intensive e ricoverati è di 5,5 persone ricoverate e una in terapia intensiva, cioè 5,5 in area non critica sta a una in terapia intensiva. Gli attuali ingressi, perché voi vedete un bilancio della terapia intensiva, ovviamente il -1 e più 1 è dato da ingressi e uscite. Gli attuali ingressi in terapia intensiva sono ancora ingressi di vecchi ricoveri che abbiamo fatto
diciamo che in questa fase diciamo, la situazione sanitaria sta scontando le vacanze pasquali, per capirci, perché noi abbiamo storie di contact tracing di alcuni ricoverati che abbiamo che sono quelli della fase pasquale, e ne veniamo fuori con prudenza, non bisogna mai abbassare la guardia, non mi stancherò mai di dirlo. So che c'è qualcuno che dice che non bisogna essere così negativi. Noi non siamo negativi, siamo obiettivi, che c'è il quinto stadio della materia, l'obiettività, no? E perché ve lo dico? Perché è fondamentale ricordare ai cittadini che al di là delle grandi immagini che si vedono di Madrid tutta aperta piuttosto che Tel Aviv tutta aperta, ricordo che il virus c'è ancora. Domani la professoressa Tacconelli ci dirà anche qual è la sua impressione di tutto questo, e quindi da una fonte autorevole. Quindi non abbassare la guardia, utilizzare mascherina, distanziamento sociale e igiene delle mani, e non pensare che sia finita. Diciamo, si sta esaurendo probabilmente perché la vaccinazione sta incazzando. Anche stamattina abbiamo fatto una riunione con i direttori generali, stiamo spingendo molto. Di fatto per noi è chiusa la partita degli over 80, è chiusa. Stiamo continuando sui fragili, sui vulnerabili, e abbiamo introdotto il sistema della forzatura del sito. Sapete che abbiamo detto che se c'è qualcuno che ha la legge 104 e ha lo slot per poter vaccinarsi, se il suo codice fiscale non viene riconosciuto può forzare il sistema gli dice: ma sei sicuro di essere? Sì, io sono uno di quelli, ma non mi avete perso per strada. E nella maniera molto semplice va al punto vaccinale con la sua dichiarazione, punto, e si prenota. Stiamo adesso partendo con la nuova avventura per fare una bella accelerata per chiudere gli ultra settantenni, e questo è fondamentale perché mettiamo in sicurezza ultra settantenni, molti di quali sono anche fragili. Abbiamo meno domiciliari rispetto agli ultra ottantenni. Gli ultra ottantenni erano circa un quarto erano domiciliari, quindi su 400.000, 100.000 ce li avevamo a domicilio, che stiamo ultimando. Sugli ultra settantenni non abbiamo 100.000 a domicilio da trattare, ma comunque sono sempre 495.000 persone, sono 500.000 di persone che noi contiamo di vaccinare anche con rapidità. Buone notizie: da lunedì, con la fornitura del lunedì 26, dovrebbero arrivarci 50.000 Pfizer in più, quindi dovremmo andare a 156.000 Pfizer, 170.000, adesso cercheremo di capire. Comunque avremo, rispetto alla solita fornitura canonica dei 120.000, almeno 50.000 Pfizer in più, il che vuol dire che andremo dai 150 ai 170, insomma, dai 50.000 Pfizer in più non è poca roba. Per noi ovviamente capite che abbiamo una potenzialità di vaccinazione che proprio a motori al minimo da 30.000 al giorno di vaccini, però contiamo con l'aiuto dei medici di base, delle farmacie e di tutti coloro che si mettono in rete di poter fare un gran lavoro. E si apre, dal 26 si apre, ci vuole massima attenzione. Io non sono convinto, tutti dicono ma rischiamo o non rischiamo, se ci chiudiamo in casa con 2 giri di chiave, non abbiamo rapporti e relazioni con nessuno, rischiamo di meno. Se non attraversiamo le strisce pedonali rischiamo di meno, giusto? Però è altrettanto vero che la situazione di equilibrio poi sta nel mezzo, no? Che è quella del buonsenso. L'abbiamo detto 1,5 miliardi di volte. Se le persone prendono atto che oggi la responsabilità nel momento in cui si apre diventa individuale, e individuale vuol dire mascherina, distanziamento e igiene, si va a confermare quello che molti studi dicono, che vale come un lockdown, cioè se uno si comporta correttamente, si mette la mascherina, si igienizza le mani, non va dove ci sono gli assembramenti. Gli assembramenti sono anche quelli della coda al supermercato, ma scegliendo altri orari. Se sei un pensionato, non hai obblighi lavorativi, magari non vai a fare la spesa a mezzogiorno e mezzo perché c'è l'orario continuato, magari ci vai nelle ore di metà mattina dove tutti quelli che lavorano non ci sono al supermercato, no? Ecco, detto questo, so che si sta ancora tarando questa apertura, no? I ristoranti la sera, non la sera, l'aperto o non l'aperto, però ecco, il vero tema qual è? Bisogna che mettano mano, che lo scandiscano bene, al tema delle scuole e dei trasporti.
Mi spiego. Noi abbiamo 2700 mezzi schierati per un'apertura con il 50% in DAD, quindi didattica a distanza, e il 50% di coefficiente di riempimento degli autobus. Chiaro, no? Ci vogliono 2700 mezzi che fanno 24.000 corse al giorno, ai quali abbiamo dovuto aggiungere 500 mezzi dei privati e 230 assunzioni per gli steward a terra, per riuscire a malapena a gestire il 50% del coefficiente di riempimento degli autobus, perché dimezzando la capienza, da un lato siamo stati aiutati dal fatto che la didattica a distanza è al 50%, quindi le scuole non sono al 100%, però comunque ci sono serviti 500 mezzi in più. Portando adesso la didattica a distanza al 100% e mantenendo gli autobus semivuoti, perché sì, scusatemi, grazie, la didattica in presenza al 100%, quindi al 50% andiamo al 100% da lunedì. E diciamo che la norma dice che l'autobus deve rimanere riempito al 50%, voi capite che per un principio proprio matematico minimo bisognerebbe raddoppiare la dotazione. E uno può dire, stando sul divano di casa, perché non lo fate? Perché non ci sono i mezzi. Non vi pongo neanche la questione delle risorse, che sarebbe già un grosso problema. Non ci sono sul mercato i mezzi. Scrivetelo bene, cioè non vorrei sentirmi dire martedì che gli autobus sono pieni, non ci sono. Considerate che la provincia di Vicenza, non vorrei sbagliarmi, ricordo che è riuscita a fare dei contratti con dei pullman che arrivano dalla Sicilia. Ieri mi ha visto in TV un signore che non so chi sia, dalla Puglia, e ha detto: ho visto che voi avete problemi, noi potremmo avere dei mezzi, però siamo a livelli del nulla rispetto a quello che bisognerebbe fare. Io spero che il governo metta mano a sta vicenda. Nessuno vuole chiudere la scuola, che sia chiaro. Abbiamo sancito e deciso tutti assieme che corriamo questo rischio. Lo dice uno che ha chiuso la scuola superiore a gennaio, ha aperto le superiori a febbraio, e forse questo ci è stato d'aiuto per la nostra terza ondata. Siamo entrati un mese in ritardo e non abbiamo avuto l'onda d'urto che hanno avuto i colleghi. Però attenzione che con questa situazione, 100% in aula, 50% nei mezzi di trasporto, non ci sono i mezzi. Non vorrei mai trovarmi il premio Nobel dei trasporti lunedì che spiega cosa... Ve lo spiego io, non si può fare niente in questa fase. Allora, io non so quali siano le soluzioni. Le soluzioni a me sembra che non siano molte. Se non ci sono i mezzi sul mercato, o bisogna ridurre di un po' la presenza, cioè deve andare, non so, dal 50 a 60, 75, quello che è, oppure bisogna rendere facoltativa la presenza. C'è qualcuno che dice anche questo, di dire fare il sistema misto, apriti cielo. Immagino che il dibattito, sono delle realtà dove si fa, in Puglia si fa, la Puglia ha fatto la scelta, diciamo, illo tempore, quindi non è una roba contingente di questi giorni, ma è di mesi ormai, di lasciare la libera scelta per la difesa sanitaria individuale, la tutela della salute individuale ai genitori, nel caso dei minori, di decidere se mandare a scuola oppure no. Però io voglio essere chiaro con i cittadini che da lunedì in tutte le regioni italiane questo sarà il problema, cioè non ci sono mezzi sul mercato. Oltre ad avere un altro problema, mi dice la vicepresidente Alberti, che è quello dei serpentoni di questi autobus, perché comunque tu vai a moltiplicare questi mezzi che avranno poca capienza, perché per legge l'abbiamo ridotta, e quindi saranno molti di più, quindi nelle città creeranno i problemi che creano. Questo ve lo dico, quindi appello al governo perché prenda in mano velocemente questa situazione. Ne ho parlato anche con i colleghi e vedo che tutti un po' condividono questa preoccupazione. Se avete domande farei un giro veloce, poi lasciamo alla professoressa che è... Ok, allora Tosato, Guidone, vabbè, poi facciamo. Buono. Tosato. Allora andiamo veloci, siccome si parla di appunto del decreto legge che
che Draghi deve fare, insomma, per fissare le regole. Uno dei punti controversi è quello del coprifuoco, cioè mantenere oppure abolire il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Lei cosa ne pensa? Noi dobbiamo incontrarci tra governatori, inutile che diventi una lotteria, no? Che ognuno dice il suo orario. È ovvio che saremo tutti, voglio dire che non è una conferma, cioè chi è che ama il coprifuoco? Nessuno. Però è altrettanto vero che ci vuole una valutazione, diciamo, fatta, che deve essere collettiva da un lato tra governatori, e dopodiché ci vuole anche un responsor che sia di natura scientifica, cioè se qualcuno se l'ha inventato ci vengano anche a dire quali erano i presupposti, se quei presupposti ci sono ancora, punto, mi fermo qui. Quindi ci vuole la pazienza dell'attesa del fatto che ci sia una riunione tra governatori anche per parlare di questo. Ma lei a questa riunione porterà una opinione o ascolterà? Andremo a sentire quali saranno i presupposti, cioè senti, è inutile che vi dica che poi Zaia vuole le 22, vuole 9:30, le 8 di sera, cioè eviterei queste dichiarazioni. Ecco, sempre sul decreto legge c'è la protesta di vari ristoratori che dicono come facciamo noi, come fanno a riaprire i ristoranti che non hanno gli spazi. Vedo che c'è una discussione che è aperta, l'ho letta fra l'altro dai vostri pezzi di oggi, dalle cronache dei vostri giornali, e vedo che c'è una discussione aperta all'interno del governo per essere, come si può dire, un po' più equi, no? Sì, di equità si può parlare davanti a un virus. Mi metto nei panni di una città storica come Venezia, dove i plateatici, gli scoperti sono, diciamo, molto limitati per molti ristoranti, o non ci sono affatto. Si pensi a qualche ristorante, diciamo, famosissimo a livello internazionale che non ha magari il plateatico per poter aprire. Quindi va fatto una riflessione su questo tema. Ovvio è che siamo in presenza del virus, per cui deve avere basi scientifiche tutto quello che viene ipotizzato. Vabbè. L'ultima osservazione, l'ultimo commento che le chiedo riguarda la manifestazione che c'è stata a Conegliano, 1 migliaio di persone sostanzialmente contrarie ai vaccini. Riferiscono, ma è visibile anche dai video e dalle foto, di assembramenti di gente senza mascherina. Non è proprio il miglior viatico, direi. No, guarda, evito ogni commento, cioè è una posizione che non è, cioè, dico che la protesta è sacrosanta, è legittima ed è giusto che tutti possano esprimere le loro idee. Detto questo, dopo bisogna farlo nel rispetto delle regole, punto. Grazie. Prego. Allora i colleghi si sono prenotati praticamente tutti, proseguiamo con Guidone. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Anch'io le sottopongo 2 domande che sono state poste da nostri ascoltatori. La prima, chiede un ascoltatore, il sito dell'ULSS 6 riporta che per i nati dal 1947 al 1951 la vaccinazione è stata assegnata ai medici di base, non so se questo vale anche per le altre USL. Avete notizie su come stanno procedendo le vaccinazioni con questa modalità? No, allora, con i medici, questa è una vecchia determinazione che era stata fatta all'ULSS, che è la Euganea. Cosa è accaduto? È accaduto che all'inizio è stato fatto questo accordo, dopodiché con il nuovo software si dà modo ai medici di base di verificare quali siano i pazienti personali che hanno fissato l'appuntamento per la vaccinazione oppure hanno già fatto la vaccinazione. Quindi non c'è più il problema di dire ma se tu fai il vaccino al mio paziente io poi perdo tempo perché lo chiamo, mi dice mi sono già vaccinato, eccetera. Quindi il target di tutte le ULSS oggi è 70-79, in piena collaborazione con i medici di base che possono fare i 70-79 e stanno facendo un ottimo lavoro fra l'altro a domicilio, ma non c'è più quel rischio di sovrapposizione di lavoro inutile nel ricercare un paziente che magari è già stato vaccinato. Quindi l'ULSS dovrà adeguare il suo sito, se c'è ancora scritto sta roba. Gliel'abbiamo detto anche stamattina in conferenza stampa, però è l'unica ULSS del Veneto che ha
che aveva fatto allora un accordo, si era spartita a metà 70-79, 70-75 ai medici di base, 75-79 direttamente con l'ULSS. Ho capito. E poi l'altra domanda in realtà è stata già posta dal mio collega, era un ristoratore che appunto chiedeva cosa devono fare i ristoratori che non hanno la possibilità di avere uno spazio all'aperto. Volevo capire meglio, non è stato ancora deciso nulla. No, è decreto, quindi cercheremo di capire quale sarà la versione finale. Dopodiché ringrazio anche i sindaci che ho visto che in molte realtà si sono prodigati per ampliare i plateatici, magari per non farli pagare ai ristoratori in maniera tale, o a coloro insomma che fanno mescita di bevande e alimenti, in maniera tale che appunto ci sia la possibilità di utilizzare questi spazi all'aria aperta in maniera diciamo temporanea, poi no? Perché non è che resteranno sempre così. Perché ci sono dei ristoratori che hanno dei ristoranti in punti dove è proprio fisicamente impossibile mettere infatti lo dicevo posti all'aperto. Bisogna vedere cosa alla fine decideranno. Ok, grazie. Prego. Proseguiamo con la collega Alda Vanzan. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Immagino comunque che in attesa del pronunciamento del governo i ristoranti e i bar senza plateatico possano continuare a fare asporto? Sì. No, perfetto. Sì, giusto questo, ricordiamolo. Per quanto possa aiutare, perché alcuni dicono che è anche diseconomico farla sta attività. Va bene, scuole, c'è l'ipotesi avanzata dal suo collega Fedriga, che è anche Presidente della Conferenza delle Regioni, di differenziare l'ingresso in classe, quindi con gli autobus che ci sono, con la capienza al 50%, far entrare qualcuno alle 8, è un'ipotesi per Ma è una delle soluzioni che vi dicevo prima, no? Cioè o riduci la presenza a scuola, o lasci la presenza inalterata e li fai entrare a orari differenziati, oppure dai la facoltà ai genitori per i minorenni o ai maggiorenni di decidere se andare in DAD e quindi, oppure in presenza, quindi adottare un sistema misto che complica un po' la vita, però è pur vero che c'è chi lo sta facendo. Sono tutte azioni sulle quali bisognerà discutere. Di certo qualcosa devono decidere. Tra cui anche magari l'eliminazione del distanziamento, cioè tanto, che ne so, entrare al 100% sul bus o sul treno? Tra le ipotesi? No, questa la vedo molto, molto difficile, sinceramente. Vaccinazioni, Presidente. Il Veneto ieri sera ha raggiunto il record, ce l'aveva già, però ieri sera proprio è stato a livelli altissimi, 92,4% nella somministrazione delle dosi rispetto alle dosi consegnate. E questo è un primato veneto, però altre regioni che hanno somministrazioni più basse, tipo il Lazio, la regione Lazio all'88, ha già iniziato però a prendere le prenotazioni per i 60enni e addirittura 58-59 anni. Ognuno fa quello che vuole a casa sua, noi ragioniamo diversamente. Tanto stamattina a magazzino alle 6 di questa mattina abbiamo 103.000 dosi. Che uno può dire, e vi spiego io perché quell'8% non l'abbiamo fatto, sono le 103.000 dosi che sono lì, io le guardo sempre dicendo perché devono star lì, e sono i richiami che facciamo oggi, domani, dopodomani, e abbiamo dovuto accantonarle nell'attesa che arrivino vaccini, perché comunque noi abbiamo i richiami sia Moderna e Pfizer su Moderna e Pfizer a 21 giorni, noi non adottiamo i 42 giorni, solo in caso di emergenza paurosa abbiamo fatto questa scelta, quindi restano i 21 giorni per il richiamo. E poi abbiamo AstraZeneca su AstraZeneca che comincia a lanciarci seconde dosi, perché giustamente sono passati 3 mesi e quindi cominciamo ad avere categorie essenziali soprattutto che hanno bisogno della seconda dose. Detto questo, noi facciamo la scelta per target. La professoressa Tacconelli ci ha insegnato una cosa: sopra i 65 anni donne, sopra i 75 anni maschi. Quando noi abbiamo vaccinato gli over 60 per andare via dritti, sopra i 65 anni maschi e sopra i 75 anni donne, io non l'avevo fatto con malizia, voi l'ho commentato con malizia. Ormai siamo deboli. No, a parte le battute, quindi vuol dire che quando noi avremo vaccinato gli over 60 abbiamo messo in sicurezza il 90% dei nostri problemi e dei nostri cittadini.
che andranno dalla professoressa o da qualcun altro in ospedale, che avranno bisogno di cure intensive. Allora, perché vi dico questo? Perché qui c'è un ordine, una disposizione. Finché non si finisce il target non si va a aggredire un altro target, punto. Ma guardate, noi potremmo aprire anche i sedicenni per far bella figura, ma la verità è che devo vaccinare i settantenni, ne ho 500.000. Vi dico una roba, andate a guardare la percentuale di settantenni vaccinati da quelle regioni. Noi siamo quelli che hanno la percentuale più alta, ultra settantenni. Ma non è una polemica, cioè noi abbiamo deciso di non aprire finché non abbiamo finito. Allora è inutile che io apra i sessantenni e ancora gli ottantenni da finire, perché tra un sessantenne e un ottantenne chi è che rischia di più? Se no aveva senso che ci vaccinassimo, no? A sto punto. Presidente, lei aveva annunciato il famoso tabellone a colori. In settimana ce l'avete? Oggi? No, oggi c'è la professoressa Tacconelli. Che fa da tabellone? No, oggi c'è... Paragonarla al tabellone, no? No, guardate, oggi c'è una notizia che cambia le cure del Covid, fidatevi. Invece, Presidente, per quanto riguarda la forzatura del sito, abbiamo verificato che effettivamente è possibile. Questo riguarda solo le persone contemplate o anche i familiari, magari, che ne so, il disabile che si era già vaccinato e il familiare accompagnatore caregiver che non si era vaccinato può forzare il sistema oppure no? L'accompagnatore sì. Sì, ma nel caso in cui la persona disabile o quello che è con patologie si fosse già vaccinata e il familiare non fosse stato vaccinato, può forzare il sistema? No. E quindi cosa deve fare? Deve attendere la che chiamata. Purtroppo sì. Okay. Ecco, vi dico una particolarità. Adesso noi cerchiamo di tararlo sulla 104. Perché? Perché noi abbiamo aperto un po' in fiducia. Ma ci siamo ritrovati con un'autocertificazione ipercolesterolemia, sì, a volte ho avuto anche colesterolo alto, e uno dice io sono categoria fragile, cioè non funziona così. Quindi i direttori dicono guarda qua abbiamo un po' di autocertificazioni un po' discutibili. Quindi adesso abbiamo riportato sugli over, allora vi dico qual è la strategia stamattina. Forzo se penso di essere, se sono un 104 e non mi avete riconosciuto. Quindi fragili 104 e disabili, punto. Scusi, 104 è disabili? Sì. Disabili e fragili. Disabili 104 e fragili? Fragili, okay. Sì, ho detto fragili e disabili, però 104 e disabili. Dopodiché facciamo 70-79, obiettivo massimo, sapendo che all'interno di 70-79 faremo ancora un sacco di fragilità e vulnerabilità. Le faremo di default perché andiamo via veloci. Questo è il sistema per avere un target da colpire. Se cominciamo a aprire a 3.000 fronti, l'abbiamo già visto con le categorie essenziali, noi non facciamo più vaccini. O meglio, facciamo vaccini ma non li facciamo utili in questa fase. Presidente, chiedo scusa se continuo a fare le domande, ma lei ha parlato di parecchi temi. La fornitura dei vaccini, le 50 circa 1.000 dosi in più di Pfizer, significa che questa settimana non ce ne saranno? No, ci sono, arrivano mercoledì. Bene. 126-25. Adesso vi dico il dato. Ve lo dico subito. Eccolo qua. Allora. Un attimo solo. Allora, esattamente vi posso già dire, il 29, allora ne arrivano, un attimo, il 29 aprile 181.350 Pfizer. Sì, 6 maggio 171.990 e così anche il 13 maggio. Gli altri non ce li ho, non ho la scheda degli altri. Ultima domanda, Presidente. Le risulta che in alcune zone, mi segnalano il Trevigiano, i cittadini siano invitati o ci sia stato il classico passaparola di presentarsi ai centri vaccinali la sera tardi nel caso in cui non ci siano avanzate delle dosi e quindi si inseriscano dentro? No,
e se c'è è iniziativa di qualcuno che non è autorizzata come iniziativa. Noi non abbiamo mai dato questa disposizione. Quindi non ci sono, che ne so, quarantenni, cinquantenni, sessantenni che... Se ci sono vaccinazioni improprie, perché noi ne abbiamo discusso in più occasioni. Siccome la domanda parte, immagino, da un presupposto che avete uno di 40 anni che si è vaccinato, ecco. Non 40 anni, però con età più bassa, sì. Ecco, penso che sia un'opportunità di salute tolta a una persona che ne aveva più diritto. Ci sono i problemi allora dei vaccini, che ne so, che scadono? Li avete scongelati da utilizzare, cioè dosi a fine serate? C'è una programmazione, soprattutto nel momento in cui noi abbiamo le prenotazioni, perché vi ricordo che ormai da quasi un mese funziona un sito con le prenotazioni, non siamo più ai livelli dell'inizio che avevano le lettere, non sapevi se vi interessa un dato, 5% non vogliono vaccinarsi, over 80, vi do il dato finale, 5,5, metteteci 5%, c'è qualche USCA al 5,5, 1% non rintracciabili. Cioè non sappiamo come trovarli, anche con l'aiuto dei sindaci. Abbiamo l'1% degli ultra ottantenni, stanno facendo gli Easy Rider, non lo so, spariti, cioè non si trovano. Cioè, anche stamattina in riunione dei direttori, ad esempio la Carraro, se volete sentire la dottoressa Carraro, ha detto: guardate, noi non riusciamo a rintracciare l'1% degli ultra ottantenni. No, è sua Belluno. Anche il direttore sanitario che c'era stamattina della 8, della 7. Cioè, quindi cos'è che facciamo? Strategicamente, aprendo noi le prenotazioni per gli over 70 a questo punto, automaticamente se arriva una persona di 110 anni e dice: io mi sono dimenticato di vaccinarmi, si prenota, perché è sempre... Quindi comunque le prenotazioni trascinano sempre la fascia d'età più vecchia, per un fatto di contiguità, no? Per cui se ci fosse un ultra ottantenne che mi sente in questo momento e dice: io effettivamente, sa che può sempre prenotarsi, perché il suo codice fiscale è sempre caricato con priorità. Però insomma è andata bene, abbiamo fatto, mediamente ho visto il 91% di vaccinazioni, cioè una roba grande, il 91%, cioè impensabile. Grazie. Prego. Adesso tocca a Cristina Giacomuzzo. Buongiorno. Buongiorno. Riparto dai vaccini per una precisazione. Moderna è in arrivo? È già arrivata? Era una data però dispersa. Moderna bisogna cambiargli il nome, scrivere speriamo, la chiamiamo come vaccino. Oggi è una giornata di nomi, no? Speriamo. Ancora niente. No, nel senso che noi abbiamo accantonato 38.000 dosi e c'è forse stato un arrivo. A livello nazionale sono arrivate le 400.000, dovevano essere distribuite 33.000 o 30.000. Però guardate, oggi farsi vaccinare, cioè pensare di fare un vaccino Moderna in queste ore o in questi giorni passati è praticamente improbabile, perché abbiamo dovuto accantonare tutto per i richiami, non avendo, è il vaccino che meno ci ha garantito costanza nelle forniture. Invece Pfizer ormai è arrivato, diciamo, a velocità di crociera, si vede stabilità nelle forniture. Quindi se avete ancora 103.000 dosi in questa settimana... C'è dentro Moderna anche. C'è dentro Moderna? Sì, sì. E quindi non c'è rischio di rallentamento per questa settimana sul rischio di? Rallentamento? No, assolutamente no. Poi le chiedo, Presidente, un'altra cosa che riguarda la scuola e in particolare il nodo trasporti. Abbiamo capito allora che la partita si gioca a livello nazionale, manca una settimana dall'avvio della scuola. Che incontri ci sono, che tappe ci sono? La Regione sta facendo pressing, in che modo? Ma tutti i governatori stanno discutendo di questo. L'attesa è quella di avere un confronto con il governo assieme agli enti locali, perché anche ANCI, quindi i comuni e le province, vivono lo stesso dramma di questa programmazione, che non è che non si vuole affrontare, non siamo nelle condizioni di affrontarla, non ci sono i mezzi sul mercato. Quindi non avete una data, come interessava la data per capire? No, ma spero sia questione di ore, non di giorni. Sì, perché poi ci sono tutti i tavoli provinciali, certo, che si stanno attivando per i trasporti. Se poi cambiano le leggi nazionali o comunque danno un'indicazione diversa, ci sono tutte riunioni da rifare, i tempi stringono, insomma. Se vi interessa, Moderna abbiamo 21.003 dosi.
AstraZeneca 33.198 e Pfizer 49.445, totale sono 103.646. Prego. Quella a stamattina. Passiamo alla professoressa? No, c'è Marco forse ancora. Ci sono ancora colleghi. Marco Bonet. Sì, buongiorno Presidente. Rispetto alla scuola, lei pensa di fare un'ordinanza eventualmente? No. No, quindi non è presa in considerazione l'ipotesi che il Veneto faccia un'ordinanza più restrittiva? No, perché il decreto, mi sono dimenticato di dirvi, è chiaro il decreto che abbiamo vigente, che dice che non possiamo restringere sulla scuola. A me sono concesso che uno lo voglia fare, ma non c'è neanche una facoltà giuridica di farlo. Il decreto in via di scrittura o quello? No, quello vecchio, quello vigente. Già. Che è quello che ha imposto, cioè l'apertura nelle zone arancioni fino al 50%, almeno del 50%. Quindi o si muove il governo o esatto. non si può fare niente. No. Per fare un po' chiarezza, forse anche perché sono arrivato un po' in ritardo, mi scuso, rispetto all'ipotesi in campo, quindi lei esclude la possibilità di trasporti al 100%, mi pare di capire, no? Questa è esclusa come opzione. Mi sembra improbabile, quindi perché vorrebbe dire, a mio avviso, venir meno a un dogma, no? Che è quello dell'assembramento. Se metti al 100% vuol dire che c'è. Ok, quindi o si ragiona o su DAD, che però dovrebbe essere il governo a decidere, bravo, o su scaglionamenti dei turni. Sì. Altre ipotesi? No, può essere. Io direi, ne vedrei tre fondamentali. Lo scaglionamento dei turni, sì, che è quello di entrare a orari sfalsati, in modo tale che i trasporti possano, però con grossi limiti sul fronte dei trasporti e anche della didattica, perché quando abbiamo tentato di affrontarlo in passato non ci siamo riusciti. 2, rendere facoltativa la scelta e quindi fare in modo che ci sia un contingente di cittadini che dice: guarda, io a scuola non ci voglio andare, preferisco farla da casa perché voglio tutelare la mia salute, non lo so, cioè non è. 3, ridurre la percentuale in presenza, cioè di non arrivare al 100, arrivare al 75 o quello che è, non lo so, però sono ipotesi del governatore del Veneto che restano, diciamo, contributo alla discussione, ma come un contributo alla discussione dobbiamo fare un incontro con i colleghi. Ok, grazie. Prego. Prima di finire il giro abbiamo Antonella Prigioni e poi Silvia Moscati. Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. Tornerei su questo fatto della scuola. Lei esclude che appunto ci possa essere una presenza negli autobus al 100%, ma se fosse abbinato, non so, un 75% alla capienza, quale sarebbe la posizione dei Presidenti di Regione? Va trovata una soluzione che sia rispettosa degli aspetti sanitari e quindi di evitare l'infezione. 2, che sia sostenibile dal punto di vista proprio pratico, perché capite che già il fatto di non avere, a me interessa comunicare ai genitori, no? Mi mettono nei panni di un genitore e dice: ma mio figlio deve andare, gli autobus non ci sono sul mercato, se il mio vicepresidente mi dice non ne abbiamo più, sì, magari domani trovate un'azienda e dice: ma io ne ho 1, 2 o 3, noi abbiamo fatto un conto, 1 migliaio di autobus ci servirebbero, se vi interessa, a situazione cristallizzata. Se il decreto fosse questo, dobbiamo avere non i 500 che abbiamo preso, ma più 1000 ancora. Dove andiamo a trovare 1000 autobus sul mercato? C'è una roba impensabile per noi. Lei teme dal punto di vista sanitario una riapertura comunque delle scuole al 100%? Ma guardate, io penso una cosa, dopo lo chiedete magari alla professoressa che è molto più esperta di tutti noi. Penso una cosa, che ogni forma di assembramento ci esponga a un rischio, dopodiché lo possiamo attenuare con il rispetto delle regole, arieggiando i locali, ci aiuta la buona stagione, e questo non è irrilevante, però è ovvio che tutto quello che è assembramento, non è che possiamo far finta di non vedere questo, non serve scomodare premi Nobel per arrivare a queste considerazioni. Poi volevo chiederle una cosa, leggevo da qualche parte che una volta come piano vaccinale messi in salvaguardia le categorie a rischio, probabilmente si potrebbe rivedere il parametro di procedere per età a scendere, cioè si potrebbe prendere in considerazione... No, se non ci verrà tolta anche questa facoltà, in Veneto si scende per corte, si va giù con l'anno di nascita, che è il sistema migliore.
tutelati i fragili, i vulnerabili, le disabilità, ma poi si scende per anno di età, per anno di nascita, scusami. Silvia Moscati. Buongiorno. Buongiorno. E senti, io tornerei appunto sulla vaccinazione degli over 80. Abbiamo visto delle giornate in cui c'è stata un'organizzazione fantastica, anzi sovradimensionata quasi, perché per le USL che seguo io, la 2 e la 3, abbiamo visto la Serenissima che addirittura ha dedicato 3 giornate, per cui ad un certo punto c'è stato un vuoto, perché effettivamente erano rimasti pochi novantenni, diciamo, che magari per motivi vari e soprattutto qualcuno si è presentati, hanno tentato forse di farsi vaccinare degli ultra settantenni che magari erano imparentati con questi anzianissimi che non potevano essere vaccinati proprio perché troppo a rischio la cosa, ma non sono stati vaccinati, perché io ho visto personalmente, ero presente. Per cui la domanda è, si può fare, siccome io ho notato, adesso mi sono arrivate un sacco di segnalazioni che questi ultra settantenni oggi non sono riusciti a prenotarsi, o vuoi perché i portali erano già, le prenotazioni erano già esaurite, o vuoi perché c'era difficoltà, insomma non cosa sono vuol riusciti. dire ultra settantenni? 70-79? Esattamente. Come era stato detto, infatti mi è arrivato un messaggio di qualcuno che dice ma come era stato detto e io non sono riuscita. Ecco, allora la domanda qual è? È possibile fare, vista la riuscita di queste giornate, qualche altro open day proprio per questa categoria? Accesso rapido? Sì, esattamente come, perché ha avuto grande successo, perché noi ricordiamoci che andare dentro il sito, io personalmente l'ho fatto per tantissime persone. Sì, capisco. Noi lo faremo alla fine questo, cioè alla fine? Incentiviamo di più la fase finale, la coda finale per fare l'accesso diretto. C'è anche da dire che adesso c'è in corso una modifica del sito, non so se ve ne ho parlato, dove diciamo 70-79, accompagnatore prenotato, cioè entra Mario Rossi, è nel target, nella corte 70-79 anni, si prenota col codice fiscale e poi c'è una casella nuova che comparirà, adesso non sarà domani mattina ma sarà dopodomani, insomma, e dice sei accompagnato, sì, e quindi carica 2 prenotazioni, solo che la seconda non è con nome e cognome ma è agganciata alla sua, quindi avrà una stampa della sua prenotazione nominativa e ci sarà scritto più accompagnatore. L'unica regola, ci sarà scritto che l'accompagnatore deve avere over 70, deve essere un over 70, cioè se va un signore va con la signora, con la moglie se ha 69 anni non viene vaccinata. Sì, però mi permetto di farmi portavoce di questa difficoltà che molti hanno proprio con il sito. Ma ci sono le farmacie convenzionate tutte in Veneto per fare questo lavoro. Ok. I comuni. Allora questo diciamolo. Le caserme dei carabinieri che lo fanno. Sì, ecco, ci sono scusi. dei luoghi. Ci sono i cittadini che non riescono a prenotare autonomamente utilizzando il sito, che di una semplicità, avete visto, 30 secondi per prenotarsi. Per chi è d'accordo, che ma è così. proprio perché pensiamo anche a chi non ha dimestichezza, si può andare in una farmacia, piuttosto che i carabinieri lo fanno già in molte realtà, o un conoscente, insomma, però la farmacia, se uno vuole un punto di riferimento, la farmacia può fare la prenotazione. Benissimo. E farà anche i vaccini, appena arrivano vaccini per le farmacie glieli diamo. Benissimo, grazie. Prego, lascio la parola alla professoressa Tacconelli. Prego. Anche la serie. Grazie. Allora, buongiorno. Non pensavo di tornare così precocemente rispetto all'ultima volta che ci siamo visti, però devo dire mi fa piacere che le stime che avevamo fatto insieme, che avevano un iniziale ottimismo per quello che stava per succedere in quel momento, poi si sono verificate così come le avevamo discusse. Sicuramente c'è una riduzione dei ricoveri ospedalieri, c'è una riduzione dei pazienti che hanno bisogno di terapia intensiva, e direi che è molto interessante è il dato della mortalità all'interno della regione Veneto, che comparando i periodi 2017-2019 con 2021
Per il mese di febbraio c'è addirittura una lieve riduzione nel secondo periodo rispetto al primo. Ora è ovvio che le mortalità generalmente, comparando anni, possono avere delle fluttuazioni, quindi non dico che si è ridotta, però non è aumentata, come invece succede per altri mesi in cui, se confrontiamo dicembre 2020 con dicembre 2017, ovviamente c'è un enorme. E questo secondo me è un dato veramente importante, perché febbraio e marzo, anche se i dati di marzo non sono ancora completamente definiti, però significa che tutto il lavoro che viene fatto, che è un lavoro di equip, che include i nuovi farmaci, che include le vaccinazioni, che include il lavoro dei medici di medicina generale e l'organizzazione in toto della regione, significa che la tendenza di nuovo è verso un miglioramento chiaro. Per quello che riguarda invece gli anticorpi monoclonali, questa volta forse un po' più di dati rispetto alla volta precedente. Di interessante c'è sicuramente che ora, per quel che mi riguarda, io dal 23 febbraio dell'anno scorso non ho più una vita che vada al di là del Covid, nel senso non leggo, non faccio assolutamente nulla, però qualcuno dei miei medici mi faceva notare come ci sono state testate giornalistiche di regioni che hanno detto abbiamo fatto gli anticorpi monoclonali, siamo i primi. No, non è vero. In Italia ad oggi sono stati somministrati poco più di 2000 terapie con anticorpi monoclonali. Ogni terapia è un paziente singolo, quindi sono stati trattati poco più di 2000 pazienti. Di questi 2000 pazienti trattati, 400, adesso dipende dalla giornata in cui facciamo il calcolo, 410-420 sono venete, all'interno del Veneto. All'interno del Veneto siamo organizzati che le terapie vengono fatte in ciascuna ULSS, più l'azienda universitaria di Verona e quella di Padova. Verona di queste 420 dosi ne ha fatte 115. Su questi 115 quindi posso darvi qualche dato di più, ovviamente come sempre l'evidenza si basa su studi di un certo tipo, però 120 pazienti sicuramente ci possono dare un'idea di come stanno funzionando. Questi 120 pazienti sono, che abbiamo richiamato ognuno a distanza di una settimana, quindi c'è anche un aver seguito il paziente nel tempo, sono ugualmente distribuiti tra maschi e femmine, quindi li abbiamo distribuiti in maniera uguale, sono tutte persone con più di 70 anni, con qualche rara eccezione, con almeno una patologia concomitante, quindi tutti severa, secondo i criteri AIFA. Il che significa che se io prendo 120 pazienti con queste caratteristiche senza anticorpi monoclonali che hanno almeno un sintomo di malattia, mi aspetto, con tutto quello che è successo nell'anno precedente, che tra i 30 e i 35 finiscano in ospedale. Di questi 30-35 che finiscono in ospedale, purtroppo tra i 5 e i 7 vanno incontro a decesso. Questi sono i dati dell'Istituto Superiore di Sanità e sono anche quelli americani, quindi le percentuali stanno intorno al 27% di ricovero ospedaliero nelle grandi categorie di fragili, con un 25% di mortalità. Nel gruppo che noi abbiamo trattato di 115 pazienti ne abbiamo ricoverato 14, verso i 30-35 che ne avrebbero avuto bisogno senza. Di questi 14 ce n'è addirittura uno senza ossigeno che abbiamo ricoverato perché estremamente fragile, quindi in via prudenziale, nessun decesso. E credo che questo, almeno per quel che mi riguarda, anche solo pensare che 6-7 persone in un mese non sono morte di Covid, a me ne basta uno. Uno dei nostri pazienti, vi faccio un esempio di quelli che rappresentano un po' come funzionano gli anticorpi monoclonali. 70enne, in ottima salute, responsabile di un'azienda insomma, abbastanza rinomata, con un asma importante, quindi sicuramente paziente estremamente fragile da un punto di vista di Covid polmonare. Ha il primo sintomo, è a conoscenza di anticorpi monoclonali, chiama il medico, fa immediatamente il tampone rapido, il medico ci manda una mail alle 8 di sera quando il paziente ha avuto il farmaco, alle 8 della mattina dopo il paziente è da noi, fa la terapia, in 24 ore
i sintomi scompaiono completamente e in 5 giorni il tampone è negativo. Ecco, questo è l'ideale di come funzionano gli anticorpi monoclonali. Vanno somministrati immediatamente, cioè il più rapidamente possibile. Di quei 14 pazienti che vi dicevo, erano tutti arrivati a noi molto tardivamente, perché AIFA dice che entro 10 giorni. Ma noi abbiamo visto, e ci sono anche alcuni studi scientifici che lo confermano, che è importante che gli anticorpi vengano dati quando il paziente non ha ancora i propri. Quindi è veramente un'azione rapida, e l'importante è che passi il messaggio che non serve un tampone molecolare, ma anche un tampone rapido può essere sufficiente per l'invio, perché un tampone rapido positivo in un paziente sintomatico e ovviamente il rischio che sia, noi glielo ripetiamo anche quando arriva, però voglio dire, è chiaro che il paziente in quel momento ha bisogno. Quello che è successo per gli anticorpi monoclonali, diciamo che di cui parlava il presidente Zaia prima, e che venerdì AIFA ci ha contattato perché quando AIFA ha approvato gli anticorpi monoclonali per i pazienti ad alto rischio a marzo, ha anche aperto un bando per richiedere che venisse prodotta evidenza scientifica per poter utilizzare questi anticorpi monoclonali anche nei pazienti che non hanno rischio. A quel punto il dottor Flor ci ha chiamato dicendo che sicuramente c'era un interesse molto alto del Veneto di poter competere e di poter avere gli anticorpi monoclonali che verranno tutti in gran numero forniti direttamente da AIFA, e abbiamo presentato la nostra proposta, che è il famoso Mantico, che interesserà tutti quelli che hanno più di 50 anni, quindi abbiamo allargato ulteriormente, senza nessun fattore di rischio. Quindi significa che chiunque abbia almeno un sintomo, che può essere anche stanchezza, con un tampone positivo avrà diritto, appena da un punto di vista amministrativo abbiamo fatto tutti i passi necessari per poter iniziare, diritto ad entrare nello studio Mantico. Abbiamo calcolato che se raggiungiamo 1200 come massimo, riusciamo ad avere un'evidenza scientifica così forte da poter poi ampliare i progetti regionali, anche nazionali, e quindi poter dare delle indicazioni a tutte le regioni su quello che è utile fare. Cosa ci aspettiamo? È che trattare i pazienti all'inizio dei sintomi mi riduca in maniera veramente importante l'ospedalizzazione, ma anche per esempio il bisogno di ossigeno. È qualcosa che a domicilio, perché noi adesso tanti pazienti, pur di evitare di ricoverarli per lasciare il pozzo ai pazienti più gravi, siamo in grado di dare l'ossigenoterapia a casa, questo in tutto il Veneto. E l'altra cosa che andiamo a calcolare è anche i giorni di lavoro persi, perché ovviamente se io devo fare anche un investimento economico in futuro per la popolazione e ho il vaccino degli ultra 65 anni, pian piano arriviamo alla vaccinazione completa, diciamo per la fine di ottobre, se non vogliamo essere più ottimisti, e contemporaneamente trattiamo tutti i sintomatici, uno può avere il diritto di fare il Novax a quel punto, perché la riduzione della trasmissione sarà stata così importante che riusciamo a proteggere i pazienti. E poi non so, un'ultima probabilmente riflessione dal mio punto di vista su questa grande riapertura. E ovviamente è facile dire sarebbe meglio non riaprire, perché poi qualunque cosa succeda si dice io l'avevo detto che era meglio non riaprire. Conosciamo il sistema. Esatto, quindi si tratta di una pandemia, quindi è ovvio che l'isolamento del singolo è il modo migliore per interromperla, non ce lo dobbiamo raccontare dopo un anno. Però credo che a questo punto, con tutto quello che abbiamo, sia una questione veramente di consapevolezza di far parte di una comunità. Cioè che ognuno di noi possa andare la sera a letto tranquillo di non essere responsabile di nessuna infezione in un paziente che è in ospedale, e tutto quello che occorre è l'utilizzo della mascherina e l'igiene. Se uniamo questa consapevolezza alle vaccinazioni, agli anticorpi monoclonali, veramente possiamo passare un'estate più serena, ed è proprio il senso della comunità e avere la volontà di proteggere. Io sono vaccinata, quindi penso che ovviamente il mio rischio di trasmettere è praticamente vicino allo zero. Non mi toglierei mai questa mascherina entrando in un locale,
perché penso al rischio che la persona, e ripeto, voglio dormire la sera serena di non essere responsabile di nessuna di quelle infezioni che senza accorgermene potrei aver provocato. Quindi se si riesce a stimolare questo senso etico di comunità, probabilmente si riesce. Non so se questo è un po' troppo idealista forse, però va bene, ci ho provato. No, nel senso, devo dire che i cittadini si sono messi molto d'impegno, però io volevo dire una cosa, perché al di là della modestia della professoressa Tacconelli, si è dimenticata di dire una cosa, che grazie a lei abbiamo vinto la partita dei monoclonali a livello nazionale, perché oggi il Veneto è il punto di riferimento nazionale per lo studio sui monoclonali. E questo è fondamentale dirlo, perché ancora una volta buttare il cuore oltre l'ostacolo e crederci. Vi ricordate quando vi dicevo i monoclonali, ho fatto una videoconferenza, la professoressa me ne ha parlato fin dal primo giorno di questa opportunità. Ancora una volta il Veneto è in prima fila, quindi volevo ringraziare la professoressa. Poi diventerà anche questo uno studio multicentrico non solo in Veneto ma a livello nazionale. Mi fa piacere che l'abbia detto il Presidente, che l'avrei dovuto dire io effettivamente, ma ero talmente presa dal messaggio positivo dell'utilizzo che invece sì, ho dimenticato di dire che il messaggio di AIFA era appunto che eravamo arrivati primi in questa valutazione, che è stata una valutazione da esperti indipendenti e quindi di conseguenza abbiamo questa possibilità scientificamente di farlo in tutto il Veneto, perché è una rete veneta, e anche la rete che abbiamo utilizzato per lo studio OMS in Italia, che anche quello era coordinato da Verona. Grazie. Perfetto, grazie alla professoressa Tacconelli, molte cose interessanti dette, immagino che i colleghi vorranno intervenire. Si è prenotata Prigioni, poi Giacomuzzo, poi Tosato e Moscati. Buongiorno professoressa, a questo punto, sulla base di queste prime risultanze che sono più che significative, si può dire che l'anticorpo monoclonale potrebbe essere la cura del Covid? Potrebbe essere una delle componenti delle cure del Covid, perché il problema del Covid è che è una malattia a più fasi ed è quello che rende così difficile trovare una terapia unica. Per cui se il paziente arriva troppo tardi di nuovo o è in ospedale, no, l'anticorpo monoclonale non può in questo momento essere efficace. L'anticorpo monoclonale e la cura per il Covid nei primi giorni dal momento dell'infezione, sì. Alla luce di questo, che cosa pensa del ripetersi, che si fa sempre più vistoso in questi ultimi periodi, della terapia precoce con idrossiclorochina, che è sempre stata un po' al centro, no, di alterne vicende, e il cortisone? Ma su questo devo dire che penso che per quel poco che un po' ci conosciamo, io ho un modo di lavorare che mi è stato insegnato, che si deve basare, l'attività medica deve basarsi sull'evidenza scientifica, e questo non si applica solo al Covid. Ci sono state nella storia dell'Italia tantissime situazioni in cui si è gridato al farmaco più utile o alla chemioterapia più efficace. Benissimo, se questo è vero, nella scienza è facilissimo da dimostrare, ci sono delle regole assolutamente ferree che mi permettono di capire se un farmaco è efficace oppure no. L'idrossiclorochina, proprio per il suo costo, è stata utilizzata su larghissima scala in studi costruiti per dimostrare che quel farmaco avesse efficacia, quale per esempio quello dell'OMS, fatto a livello mondiale, e nessuno studio ad oggi ha dimostrato che quel farmaco possa veramente essere utile. Quindi, essendo io una persona che crede molto anche nel farmaco già disponibile, ho un attimo sempre dubbi rispetto al farmaco nuovo, perché voglio essere sicura dei dati, li voglio analizzare bene, quindi sarei felicissima se l'idrossiclorochina fosse la risposta. Purtroppo non lo è, ed è stato dimostrato sia da un punto di vista di terapia, indifferentemente se sia stata data all'inizio della malattia, al centro o nel periodo terminale, ma soprattutto è stata addirittura utilizzata per prevenirla, e di nuovo assolutamente no. Ci sono addirittura degli studi che dimostrano che dare l'idrossiclorochina con l'altra moda
dell'ultimo anno, che è quella dell'azitromicina, che viene associata all'idrossiclorochina, ha causato un aumento importante nei pazienti anziani di rischio cardiovascolare, proprio perché vanno tutte e due ad agire sul ritmo cardiaco e quindi di conseguenza hanno aumentato il rischio che i pazienti avessero un evento cardiovascolare. Quindi no, il problema del cortisone, che è un altro farmaco su cui io sono sempre un po' sospettosa, perché non è un farmaco ma fondamentalmente un sintomatico. Quindi se io do cortisone ad un paziente, il paziente mi dice immediatamente grazie, sto benissimo. Quindi da un punto di vista medico è la cosa più facile da fare. Io non saprò mai se il paziente sarebbe guarito da solo o se sono stata io. Quindi chiunque dà cortisone immediatamente lo fa in malafede, a meno che non sia una patologia reumatologica, e ovviamente è un altro discorso. Il problema del cortisone è inoltre un altro: se io lo do troppo precocemente, e questo lo dimostrano molti studi, mi riduce la possibilità di capire come il paziente sta evolvendo a casa, per cui purtroppo noi ci siamo ritrovati in pronto soccorso un gran numero di pazienti giovani in condizioni gravi, che fin dal momento in cui avevano il tampone avevano iniziato il cortisone, paziente felicissimo, dopo 5 giorni comincia a peggiorare, arriva in pronto soccorso, ha finalmente la possibilità di fare una radiografia del torace ed è un quadro estremamente complesso ed avanzato. Quindi il cortisone può essere utilizzato ed è sicuramente uno dei farmaci più potenti che noi abbiamo quando il paziente comincia ad avere dei sintomi respiratori importanti. Usato troppo precocemente è addirittura pericoloso. Quindi c'è un momento, e ci sono anche delle indicazioni molto chiare. Il Veneto, tra l'altro, ha fatto un documento secondo me tra i migliori in Italia, su cui abbiamo discusso tanti tipi diversi di esperti, dall'infettivologo al microbiologo, con rappresentanti della medicina del territorio, ed è un bellissimo documento che è stato rinnovato poche settimane fa, in cui diamo tutte le indicazioni per il tipo di farmaci, laddove debba essere utilizzata l'aspirina, laddove debba essere utilizzato il cortisone, quando servono gli antibiotici. Quindi chi vuole fare medicina sul territorio in maniera seria ha un documento di primissimo livello che può consultare. Grazie. Grazie, tocca a Cristina Giacomuzzo. Scusi, una precisazione, intanto buongiorno, una precisazione: la rete che lei organizza adesso è solamente veneta, nel senso che la ricerca non varca i confini veneti, è solo tutta veneta e vale per tutta Italia, ho capito bene? No, è nazionale. È nazionale perché una delle richieste di AIFA era proprio che tutti i pazienti italiani avessero la possibilità di accedere. Quello che noi abbiamo fatto nella descrizione di come avremmo lavorato, che è piaciuta così tanto a AIFA, abbiamo dato la disponibilità di una rete veneta che esiste, infettivologica, che quindi verrà tutta coinvolta, e una rete nazionale che è quella dell'OMS in Italia, su cui abbiamo tra l'altro testato anche la clorochina. Quindi vuol dire che altre università e altri ospedali faranno la stessa ricerca e i dati confluiranno? Certo, esatto, a Verona. E quando si parla di anticorpi monoclonali, in realtà non ce n'è uno, ce ne sono altri in arrivo. Quali si useranno in questa ricerca? Allora, nella ricerca ci sono quelli che al momento sono disponibili con AIFA, che quindi hanno la monoterapia della Lilly e la combinazione sia della Lilly che della Roche. E il trial è costruito in un modo che si chiama adattativo, che vuol dire che vengono fatte continuamente analisi sui dati dei pazienti per cercare di capire il più velocemente possibile se c'è un beneficio per quel paziente e quindi eliminare il farmaco che non funziona e continuare a dare al paziente che verranno dopo i farmaci che funzionano di più. Questo è un modello nuovo di fare degli studi che permette di non aspettare i 10.000 pazienti prima di avere un risultato, ma di utilizzare dei metodi statistici che mi permettono di avere una risposta più rapida. E significa anche che se in una settimana noi avessimo un nuovo anticorpo monoclonale di cui abbiamo dei risultati iniziali molto buoni, io posso inserirlo su questa piattaforma e utilizzare lo stesso tipo di meccanismo. Quindi è una specie di piattaforma aperta, che è il nuovo modo che si ha in Europa per fare questo tipo di studi. Previsioni di tempo? Allora, io comincerei domani.
Però ecco, c'è tutta una serie di lungaggini burocratiche che però il Presidente Zaia ha detto che lui in prima persona cercherà di risolvere, quindi speriamo di partire, ecco, appena tutta la burocrazia che è collegata con un clinical trial viene messa, però faremo il più possibile per essere rapidi. Nel frattempo somministriamo ancora certo, sì, noi abbiamo tutti i fragili, continuano, noi li chiamiamo tutti uno per uno. Sì. E la selezione avviene sempre tramite medico di base? Allora, la somministrazione che stiamo facendo nel Veneto va attraverso il medico di medicina generale che segnala, poi ogni USL si è un po' organizzata come meglio crede. Da noi preferiamo comunque chiamarli tutti i pazienti che ci vengono segnalati prima di farli venire, in modo da capire meglio se non sono così gravi da dover andare in pronto soccorso da venire da noi, però quello poi ogni USL si è organizzata a modo proprio. Per lo studio io sto pensando, però ho bisogno di rifletterci un po', ma credo che potremmo anche farlo senza il medico di medicina generale. Perché? Perché se noi stiamo parlando di persone che non hanno fattori di rischio, ma hanno solo un sintomo, io sto pensando che il modo più veloce per dare beneficio alla popolazione è quella di dare la possibilità al paziente di prendersi un appuntamento, come per qualunque altro farmaco, noi lo visitiamo, informiamo il collega ufficialmente che quel paziente è venuto da noi per fare il farmaco, però così probabilmente aiutiamo anche le persone ad avere accesso al farmaco più rapidamente. Dottoressa, sono Vanzan, buongiorno. Si rende conto della mole di lavoro? Nel senso che dovrete avere un centralone, non un centralino per tutti quelli che chiameranno? No, come le ho detto, è una cosa a cui riflettevo nelle ultime 48 ore. Si può trovare però un modo. Adesso se il nostro scopo è quello di avere l'evidenza scientifica per cambiare le raccomandazioni terapeutiche il più velocemente possibile, e se davvero siamo in 30-35 centri a farlo, si può ipotizzare di avere un accesso numerico limitato. Perché io lì ho bisogno comunque della sedia del paziente, ho bisogno di visitarlo, ho bisogno di fargli un'anamnesi accurata, devo mettere l'infusione, devo farlo aspettare un'ora e a quel punto lo mando a casa. Quindi comunque ho bisogno, un centro ben organizzato probabilmente ne può fare una quindicina al giorno. Considerate che oggi in Veneto vengono fatte tra le 20 e le 30 somministrazioni al giorno in tutto il Veneto. E stanno diminuendo negli ultimi 2 giorni, il che potrebbe essere perché i pazienti fragili cominciano ad essere vaccinati e quindi abbiamo un po' meno casi, anche se mi sembra un po' troppo presto per vedere già i risultati, però potrebbe aver avuto un impatto, oppure i medici di medicina generale hanno un attimo rallentato le segnalazioni. Per cui si potrebbe decidere che ogni centro accetta le prime 15 segnalazioni, viene detto chiaramente al paziente che quello è il modo in cui funziona, perché è ovvio che non li possiamo trattare tutti. Però se si riesce a fare un servizio in questo modo si può togliere questo lavoro dalla medicina territoriale. È da discutere ancora, quindi è un'ipotesi di lavoro alternativa al coinvolgimento dei medici di medicina generale, altrimenti sarà esattamente come facciamo adesso. Considerate che noi abbiamo anche delle sorveglianze attive, tipo a Verona noi abbiamo Sentinella, che è una coorte di 1800 persone, quasi 2000, che viene da noi ogni 3 settimane a fare il tampone e appartengono a categorie più o meno a rischio, giovani anche, e per esempio in quel caso noi siamo i primi a sapere della positività, perché spesso non hanno nemmeno il medico di medicina generale qui nel Veneto, ma per esempio le hanno in altre regioni, come gli studenti fuori sede per esempio. Quindi ci sono varie possibilità di attrarre pazienti. Un'ultima cosa, dottoressa, le volevo chiedere che cosa pensa della scuola in presenza al Microfono, per favore. Volevo chiederle che cosa pensa da medico, da super specialista, della scuola in presenza al 100%. Penso che è una decisione che non può essere solo ed esclusivamente valutata sulla base del rischio Covid.
credo che i ragazzi che sono stati mantenuti in una DAD prolungata come quella di quest'ultimo anno hanno anche degli altri effetti collaterali di cui stanno soffrendo. C'è stato un incremento veramente importante di problematiche psicologiche, di bulimia, di anoressia nelle ragazze e questo mi spaventa molto, oltre credere anche che la DAD non sia il modo migliore per creare una conoscenza utile per la vita e quindi ci sarà anche un danno comunque culturale di cui vedremo i risultati solo tra qualche anno. E se il personale della scuola nella maggior parte dei casi è vaccinato, con il sistema di sentinelle che abbiamo instaurato con l'Università di Padova e il professor Baldo da un paio di settimane, dove comunque c'è un controllo periodico e settimanale di una buona rappresentanza delle scuole che ci dovrebbe dire se ci sono dei problemi, io tendenzialmente sarei favorevole. A meno che non ci siano delle situazioni logistiche in cui in una classe entrano solo 30 persone e ce ne sono 60, però ecco lì poi sono gli outliner che debbono essere considerati. Però tendenzialmente credo che in questo momento, se tutto continua a funzionare così bene, mi sembra più utile riaprire che non riaprire. Grazie, proseguiamo con Tosato, poi Moscati. Ben ritrovata professoressa, ma ricordo male o nella sua visita precedente lei aveva definito improbabile una seconda ondata del virus? Guardi, difficile perché eravamo già nella terza, quindi probabilmente mi è stato chiesto della quarta ondata. Ed in questo momento mi continua a sembrare difficile se si continua con le vaccinazioni. Credo di aver risposto che ero ottimista se il numero delle vaccinazioni continuava ad aumentare, se si potevano utilizzare nuovi farmaci e se si continuava a mantenere il distanziamento sociale. Certo. Ci ricapitola un attimo i termini di questo studio, nel senso che essendo appunto uno studio innovativo, per capire un po', lei diceva si rivolge a persone over 50 anche con un semplice sintomo di stanchezza, ma comunque positive a Covid, immagino. Certo, si tratta di uno studio randomizzato controllato di tipo adattativo, questa è la terminologia precisa, in cui vengono inclusi pazienti che hanno più di 50 anni con una diagnosi entro 4 giorni di malattia, infezione da SARS-CoV-2, con almeno uno dei sintomi nelle liste riconosciute a livello internazionale associate al Covid, quindi che vanno dalla cefalea ovviamente sintomi respiratori, diarrea, difficoltà nel sentire i sapori, gusto, eccetera. Non devono aver bisogno di ossigenoterapia, perché ovviamente si tratta di pazienti nelle fasi veramente iniziali della malattia. E il ventaglio potrebbe estendersi fino a 1200 persone? Sì. Il piano di budget che è stato accettato da AIFA e che comunque come sempre negli studi clinici verrà ridiscusso adesso nei prossimi giorni era tarato su 1260 pazienti. Ecco, per quanto riguarda l'effetto varianti, che in Veneto è stato, insomma, la variante inglese è stata per molti versi determinante, mi pare, no? Sia a livello di contagi che a livello di mortalità. Come si rapporta questa terapia con le varianti? Allora, in questo momento non c'è nessuna evidenza scientifica che l'utilizzo degli anticorpi monoclonali modifichi l'effetto a seconda del tipo di variante che infetta il paziente. Quindi se la domanda è rivolta all'utilizzo degli anticorpi monoclonali non dovrebbe esserci per le conoscenze in questo momento nessun impatto. Il discorso delle varianti è un discorso aperto a livello della scienza europea. Anche l'impatto delle varianti sulla mortalità, l'impatto della loro distribuzione non è un argomento completamente chiarito. Considerate che l'Europa in questo momento sta investendo probabilmente centinaia
di milioni di studi proprio per capire qual è l'associazione tra le varianti e il quadro clinico. Uno di questi è il famoso Orchestra che abbiamo presentato qui e che è partito da 4 mesi, in cui la Regione Veneto è in prima linea e stiamo rivalutando tutti i dati degli 80.000 pazienti positivi insieme con la Regione Emilia-Romagna, che è l'altra regione italiana che partecipa, proprio per cercare di capire, anche analizzando i campioni congelati dei pazienti, se ci sia veramente una correlazione tra il quadro clinico e la variante. Però per dire è qualcosa che è veramente ancora in definizione, quindi ogni giorno acquisiamo nuove informazioni. Grazie. Si è prenotata la collega Moscati. Sì, buongiorno dottoressa. Alcune cose sono già state chiarite e chieste dai miei colleghi. Volevo solo dire, l'ultima volta che ci eravamo visti mi parlava delle dosi che dovevano arrivare, della Roche appunto, come ha detto. E siccome si tratta adesso di una ricerca su 1200 casi, immagino che non ci sia più il problema delle forniture, che queste sono state assolutamente distribuite. Allora, ovviamente l'informazione ci è stata comunicata telefonicamente venerdì, quindi non abbiamo ancora nulla di amministrativo, però quando noi abbiamo disegnato lo studio l'abbiamo fatto sulla base delle informazioni che AIFA ci ha dato sulla disponibilità di farmaco per lo studio. Quindi AIFA, quando ha fatto il bando, sapeva già che aveva a disposizione un tot numero di fiale, con accordi che AIFA ha fatto, non noi, con le case farmaceutiche, per poter permettere il miglioramento dell'evidenza e dei dati. Benissimo. Ecco, invece tecnicamente, se uno, cioè tutti chiedono questo, io mi trovo che ho più di 50 anni, che mi sento un sintomo, vado a fare un tampone rapido, qual è il passaggio tecnico? Il medico, chiamo il medico magari non mi risponde, perché in questo momento sappiamo che molti medici stanno vaccinando, sono oberati da altre cose, per cui supponiamo che uno si trovi lì e che non riesce a colloquiare col proprio medico, qual è il passaggio che consiglia successivo per poter magari vedere di accedere a questa cura? Allora, su questa cura nello specifico dobbiamo aspettare che venga data l'approvazione a tutti i livelli amministrativi per poter iniziare. E dopodiché, appena noi avremo un ok ufficiale per poter iniziare, perché adesso AIFA ha approvato, però poi ovviamente c'è il comitato etico regionale, c'è il comitato etico nazionale, per cui ci sono sempre quelle 4-5 settimane purtroppo. Bisogna preparare gli ambulatori. Ora noi utilizzeremo quelli che già abbiamo, quindi io spero che sia pochissimo tempo, però ci sono dei passi amministrativi su cui non possiamo fare nulla. Mi immagino che in una situazione come quella che lei mi ha descritto, innanzitutto, se non ci fosse l'accesso agli anticorpi monoclonali, il consiglio da dare a quella persona di prendersi un saturimetro, perché quello è assolutamente quello che fa la differenza, di misurarsi 2 volte al giorno il livello di saturazione di ossigeno, di farlo ovviamente senza smalto, con le mani pulite e seduta a riposo, che può utilizzare senza nessun problema farmaci per la febbre come per esempio l'ibuprofene o il paracetamolo, e antitussigeni la stessa cosa. Non deve fare aerosol, perché ovviamente c'è il rischio di nebulizzare particelle di virus all'interno dell'ambiente. Si deve isolare per quanto è possibile dagli altri componenti della famiglia, ma è la saturazione che fa la differenza. Quindi se scende al di sotto dei 91-92, lì è il momento di accedere al medico di medicina generale o di venire in pronto soccorso. Grazie. Io non ho altre richieste di domande, per cui se non... Ringraziamo la prof, come si dice di solito, no? La persona che fa la differenza, quindi grazie veramente, perché con il Covid non è che purtroppo potevamo cambiare il corso della storia, però lei è riuscita, grazie alla sua esperienza, a portare innovazione in Veneto, e il risultato lo si vede anche nel progetto di oggi. Grazie. Grazie a tutti e a domani.